Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, siamo qua per la prova in linea femminile dell'Olimpiade, c'è la femminile e la maschile. Non siamo messi benissimo su questo, sono in questo gruppo con Bettiol che non è neanche il mio top in realtà. Ghana, disastro. Ormai non recuperano più, ho paura, eh. Ho paura che la vedo duretta. Provo a tirare un po', ma forse è Bettiol che può. Ma c'è gente troppo più forte, non siamo minimamente favoriti qua, ve lo dico già. Però è arrivato Pippo Gana, signori, attenzione, è arrivato Pippo Gana. Pippo Gana, vediamo se riesce un po' a prendere, ma non credo. La strada è dura, non è che li segue gli altri. Dai Pipus Gana, dai Pipus Gana. Abbiamo anche Bettiol, che però non lo vedo messo benissimo. Ecco Gana. No, non abbiamo proprio, non vedo proprio chance, sinceramente. Non sono neanche gare da Pippo, nel senso non è neanche tra i favoriti, quindi la vedo un po' dura, sinceramente. Van Aert. Non c'è Remco Evenepoel. Facciamo così, però io devo tenerlo. Bettiol. Mi può tirare Bettiol. Il signor Bettiol. Facciamo tirare loro. Vediamo se c'è una minima chance. Non credo. 7 km. Gana, lo voglio dietro qua. Non è impossibile. Ma è Gana il nostro principale. Dai ragazzi, vediamo se possiamo prendere una medaglietta. Ricordiamo che qua nessuno ha bonus perché è il ciclismo su pista che dà i bonus. Ormai è andata però. Devo provarci io. Dai Pipus. Non sembra aver la forza però il signor Gana. Dai Gana, dai. No, non ci siamo. Vince Van Aert, vince il Belgio, noi disastro. È disastro, ha fatto schifo. Belgio, Olanda, Francia. La Francia si becca anche l'argento. Sappiamo che su queste discipline qua il Belgio è fenomenale. Allora. Abbiamo il Belgio con un bel oro, Olanda argento e Francia argento per il bonus e bronzo. Perfetto. Ci becchiamo per la prova maschile. Malissimo ragazzi, guarda, proprio un disastro, forse non ero neanche iper concentrato, ma ho visto fin da subito che era impossibile prendere medaglie. O quantomeno quelle più preziose, vediamo qua, ma come potete vedere la vedo un po' dura, Belgio, Olanda, Irlanda. Belgio e Olanda stanno letteralmente dominando e c'è da dire anche una cosa, ragazzi, che mi scuso, ma manca un oro
italiano che non ho messo nell'ultimo medagliere, quindi c'era un oro in più nel medagliere di oggi. Ve lo avviso già che sarà così. Irlanda, bronzo. Molto bene, finiscono le due prove. Ho registrato poco, ragazzi, perché c'erano poche diciamo sorprese e pochi colpi di scena. Quindi Belgio, Olanda, Irlanda. Ragazzi, sollevamento pesi. Qua dobbiamo fare tante medaglie. Abbiamo la 102 kg maschile e l'81 femminile. Bonus è per la Cina. Ok. Allora, quindi abbiamo la Francia c'è e manca la China. La China, adesso io qua li mettiamo con i polacchi, c'è anche United States of America, quindi occhio. Sperare la Cina di fare bene con la Polonia perché ha il bonus, ma non c'è appunto tra le nazioni. Vai Moreno Boer. Guardalo, guarda Moreno. Era il mio record, quindi io partirei subito a bomba. Siamo forti noi qua. Vai. Ok. Ti prego. Sì, sì, sì. Sì, sì. Godo. Signori. Questa essere mia specialità, essere my speciality. E si gode. Dovrebbe essere una formalità già a sto peso. Ok. Vai. No. Ho sbagliato. Attenzione. Attenzione a Moreno. Bell'uomo Moreno. Sì, ma sono avanti. La Cina è quarta. Polonia quindi terza. Stati Uniti secondi, ma mi succhiano il pipino. Vai. Ok. No, ho sbagliato completamente. Madonna. Sbaglio cronologico. Meno male che ho fatto il primo. Ma comunque, it's a gold medal. Ok, addirittura quinto. Quindi forse la Cina a questo punto, visto che comunque per loro è una specialità forte, e se non c'è la nazione devo far così per forza. Allora, Italia, mi godo l'oro. USA argento, Brasile bronzo, e facciamo la regola, noi siamo andati primi, quindi il miglior risultato che può fare la Cina è argento. Se arrivo secondo, se non arrivo primo la Cina vince, ma vuol dire che qua la Cina farà 2 argenti perché voglio vincere anche la femminile. Quanto godo. Sì, perché quando comunque la specialità devi esserci per forza. Visto che qua non tengono conto delle specialità, vedono l'USA il favorito, anche se, ripeto, la Cina è la più forte. Facciamo così, se non c'è, se c'è invece ovviamente andiamo di China. Quindi argento Cina perché non abbiamo vinto. Con qualsiasi altro risultato la Cina prendeva l'oro. Cina c'è, in questo caso, cazzi loro. La Francia la mettiamo... Ragioniamo ora. La mettiamo insieme alla Cina, come giusto che sia. Vai, Moreno Boer. Stiamo anche sui 2,10, dovrei farsi. Vai. Perfetto. Sì. Moreno. Oh yes. Qua è dominio italiano. Ok. Ma
tanto per fare qualcosa. Ma qua, signori, è tornata l'Italia. E abbiamo anche loro non messo ieri, quindi godo. Ok. Vai. Oh yes, baby. Ciao. Proviamo. Ora provo il record du mondo. Ok. No. Vabbè, è comunque vittoria. It's a gold medal. Ok. Terzo oro, contando quello non assegnato ieri. La Cina si becca l'oro. Anche la Francia, d'altronde gioca in casa, quindi ci sta. Argento, Cina di posizione. E Ungheria, bronzo. Era giustamente la Francia con i più forti, perché ripeto, basta vedere le Olimpiadi che stanno facendo in casa per capire che le squadre di casa sono leggermente forti. Ok, adesso cosa abbiamo? Allora, sull'evento 102-81 ho fatto skit maschile, skit femminile. E qua, attenzione però. Attenzione, perché abbiamo, ovviamente, United States of America. Specialità statunitense, quindi devono stare molto attenti. Sarà dura. Abbiamo tutti godo, ciao, vai. Dai. Il capolavoro Kuma. Yes. Ma è importante non dare il doppio oro all'America, ovviamente, visto che è probabile che i secondi arrivano. No, no. Che somaro. Sono un goldone. Male, molto, molto male. Calma. Male quest'anno discipline di tiro. Queste che mi hanno tolto tante medaglie. Dai. Smentiamo tutti. Station number 4, midway through here. No, fanculissimo. It's a bit disappointing that to miss on the single from the high house. This is the double. Mamma, è malissimo questa tornata, malissimo. Well, misses on the single from the high house. Two more targets still to hit. No, malissimo, malissimo. Malissimo. Siamo già molto indietro. Specialità di tiro male quest'anno, eh? Ah, ma porca puttana! Dio Cristo, ma dai! Let's have a look on the double. Bags a brace. Well, they say they're clay pigeons, but they look more like sitting ducks to me. Vabbè, l'avevo preso questo, però vai. Well, that's a miss. This is the double. Male però, male, male, male. No mistakes here.
Siamo terzi. Il problema è che la Stati Uniti... Dai, ti prego, devo tifare per il doppio oro francese. Yes. Aia di Sessi. Vedrai che alla fine fa sbaglio la Francia. Fa 0 la Francia, vedrai. Ho già capito. Sarà così. E i miei 3 ori vanificati. Almeno il bronzo arriva, ma... Ti prego, Francia. Lo sapevo. Prende comunque l'oro la Francia, ma doppio oro americano. Disastroso per noi. Non ho parole. Qua l'America è forte, c'è poco da fare. Quindi oro Francia e argento di posizione. USA addirittura un doppio oro di specialità. Comincia a essere dura, Questa difficoltà in più messa rende tutto molto più difficile, ovviamente. Che palle! In questo momento ho recuperato un oro praticamente. Vai. È tutto più avvincente, poco scontato. Ok, ci sono... Una cosa voglio vedere che non mi ricordo più. Per fare veloce. Vabbè, ciao. Ah, non c'è una velocità. Dai. Dai. Per piacere non regaliamo altri doppiori. Perché l'America vince sempre, di culo di bava, vince sempre. Ma porco Diaz! Italy in fourth. Let's take a check on the rest of the positions. Collects the single from the high house. Troppi errori gratuiti. Next up it's the double. High house first. Bravo. Picks them both off. That's a brace. Ok. That's a big confidence. Sono tutti là. Non possiamo concedere due ore in America, se no addirittura ne guadagnano uno. Now for the double. Buona. That's the double. Awesome Dai. stuff from this athlete in round 3. Godo. Explosion. This is station number 4. Bravo. No messing around there. Ma voglio un oro al tiro, cazzo. Now for the double. Sì. Bravo Kuma, bravo. Shot on the double. We're looking for the double on station 4. No, peccato. Good round, and there's no doubt Peccato. that this competitor Mamma mia, siamo là. they can keep up with the leaders here. Buono. Hits it. Can he follow it up with a double here? Bravo. Bags the brace. Beautiful execution on that final shot. Calma. Bravo. Hits off the low house well. Station number 6 looking for the double. Yes. Gets the first. Gets the second. Really Calma. good technique through that, and I can see No, l'America è prima, Non può sbagliare niente. Silenzio. Sì. beautiful shooting. Well, these targets don't stand much of a chance. Sì, cazzo, 0 ione. Calma. Calma. They are in first place.
No, mi odio, porco Diaz, mi odio. Chalk that one up as a miss. This is the final station, number 8. Manco mai. Ui, ui, ui. Out of the lower house. Ed è oro. Sì, cazzo, l'America ne prende solo uno, quindi almeno non perdo niente. Olympic champion. Purtroppo ne prendono uno anche loro, pazienza. Più l'argento. Ma almeno non perdo niente, sì. Francia, argento e bronzo, incredibile. Ok, ok. Dai, 4, dai, va bene, va bene. Adesso abbiamo... sincronizzato. Che vabbè, tuffi devo fare i tuffi normali, vediamo, possiamo fare il sincronizzato. Perché non siamo in due, facciamo il trampolino. Vai, maschile e femminile. Qua invece è la Cina a dettare legge. Basta che non vinca l'America, però l'America è più forte. La piattaforma. La Francia la mettiamo... in questi livelli non posso metterli con la Cina, devo metterli con un'altra per forza. Facciamo la solita Norvegia, perché sennò diventa troppo stracciata. Vai. Vai. No, ho sbagliato tutto. Io non riesco a fare tutti i giusti. Solo il posso... Ah, sono proprio una pippa, sono. Ma perché? Ho schiacciato stavolta. Perché a volte non mi va? Perché non va? Ah, forse ho sbagliato il tasto, ok. Non sono un coglione allora, però sbaglio anche i tasti. This is one of the hardest dives that you're ever going to see in this competition, and there's no doubt that if sbaglio anche i tasti. Sono un goldone, però scusate lo sfogo, ma let's have a look how the judges rated it. Big decision this. Difficult selection, difficult dive to bravo, questo è stupendo, mamma mia. Questo è sublime. It's certainly risk and reward. Sì, grande salto, serve un cazzo, ma ti prego Cina, rimani prima. Imparo sempre troppo tardi su questa disciplina. Quinto posto, recuperiamo anche bene. Per fortuna vince la Cina. Doppio oro. USA argento. Pensa a mettere Polonia e bronzo. E questo bello mettere il bonus dei tuffi anche negli Stati Uniti, voleva dire praticamente perdere il medagliere dopo 3 minuti. Allora, tuffi. Vai. Il sincronizzato maschile. Ok, Francia c'è. Boh. Ma vinciamo subito difficili. No, ho sbagliato. Niente ciò. Il primo lo sbaglio sempre. Ah, 2, vai. Che palle. Sono proprio bravo. Ah, ma faccio tutti i massimi, tanto non la indovino una. In certe discipline siamo troppo scarsi. Non indovino un'entrata. Well, things really haven't gone to plan so far, so a more difficult dive would certainly help. Tutti di pancia.
Mamma mia, scusate, chiedo bene per queste prestazioni, ma nei tuffi proprio non ci siamo. Vabbè, almeno l'importante deve rimanere la Cina davanti. Pressure's on here. Well, that wasn't the best, I'm afraid to say. Riesco a posizionarmi? Barely a ripple of applause. Non riesco a posizionarmi, non c'è niente da fare. So many options to go for. Well, I've got to say the routine just wasn't executed and the judges will Impestato, settimo posto, che bello. Allora, has a tradition of success and that continues. Super Cina, Really good showing in this USA argento, gold medal. A good performance from this athlete, but Gran Bretagna bronzo. gold on the day. Team USA will settle for silver, and with a bronze medal, it's Great Boh. Britain. Sì, bene, insomma, mica tanto, però. Adesso abbiamo tiro con l'arco individuale, maschile e femminile. Vai. Qua è il Giappone invece a avere le medaglie. Welcome to Lords, then, the home of our Francia c'è, USA c'è, Giappone con la Corea. fascinating competition. A real opportunity to show the British public just how exciting this sport can be. So close to a 10. That's a 9. Arrow number 2 then. A squadre non è andata benissimo. Forse un bronzo ho preso, non mi ricordo. Just outside Che la fa? Oh. worth 8. Sta Olimpiade se la perde per colpa di arco e pistola per quanto ha preso un oro. Mamma mia ragazzi. Let's take a check on the replay. Scatenata. Giappone e Corea scatenati. 3 arrows gone already. This is the 4th of this matchup. And you can add 7 to the total for that. Sto sbagliando il Number tutto. 2. Good arrow. 7 points. No, no, proprio. Ma era fortissimo una volta, non capisco. More to the total. Non vado neanche in medaglia, altro che. Here's the replay. This really is an important arrow. It's the first of end number 3. You can add 8 for that. End 3, arrow number 2. Boh. The outer red, that's 7 points. This arrow wraps up end number 3. Ma se il vento. That's 8 points. Non capisco sinceramente perché ho problemi. Here's the replay. Well, the scoreboard shows the latest standings and Che palle. fifth. Final end. Final 3 arrows. Everything's still to Adesso. play for. Arrow 2. Che non serve a un cazzo. The outer yellow circle, that's 9 points. Arrow number 3. Right down Adesso li fa dai. Ma So let's have a look at the replay. quarto posto, mi sveglio troppo tardi. Medal places on this occasion. Giappone 2 ori per il bonus. Corea oro. Germania argento. Grande grande Olimpiade della Germania, eh? Francia argento e bronzo. Va bene. Let's round things up. Se non riuscire a fare medaglie per tiro con l'arco, boh.
Vai. Allora abbiamo, vabbè, Corea, Giappone, la Francia la mettiamo con la Gran Bretagna. First arrow always important. 7 more to the Ma total. perché 7? Having seen the first arrow, what adjustments will this athlete make for arrow number 2? Vediamo da qua, vediamo da qua. That's 7. Cosa sbaglio, Dio Cristo, The basta. third arrow of end 1. È sempre stato così col vento. Great shot for 9. Here's the replay. Devastante. Corea, Giappone, devastanti. Nerves will have subsided a little for this fourth arrow. That's 9. No, il vento così non lo faccio più perché mi sta troppo dando problemi. That's in the center. 10 more points to the total. Fa un culo anche sto vento. This is the 6th arrow of the competition. Dai, Just what the doctor ordered. Let's take a look at that. qua recuperiamo bene, però troppo forte il Giappone. This is the first arrow of end 3. Let's add 9 more to the total for that arrow. Arrow 2, end 3. Con calma, non c'è fretta. Buono. Right on the target. Can this athlete close out end 3 with a good score? Buono. Good shot. Here is the replay. Sempre terzi, ma solo il secondo posto è possibile. 3 more arrows then. As the wind really picks up its blustery conditions now. Brilliant. Buono. Bang on. 10 points. This is the penultimate arrow in end number 4. Buono. Last arrow pressures on. Buonissimo. Well, here's the replay. Dai, secondo posto, va bene. Pari merito col Mexicus. Però l'oro non arriva. Ok. Italia, argento. E anche il Messico. Buono. Let's have a look at the Adesso abbiamo ping pong, calcio e concorso a squadre. Ok, facciamo i 2 ping pong con Londra. Ok. Ok ragazzi, ping pong finale contro la Cina, quando su Londra, perché c'è sia Londra che il buon Pechino. La terza è sempre la Francia, perché non so il podio, non c'è, o quanto non mi pare. Dopo se c'è mettiamo, se no mettiamo la Francia come terza. Cina è sicura dell'oro, bisogna capire se ha il doppio oro. Qua, ragazzi, qua bisogna fare le medaglie, è fondamentale. Alison Kirbishley. È fondamentale in questi sport dove, tra virgolette, ho chance più perché ho meno turni. È che vai. Buono, buono, buono. Arrivano anche le mie specialità adesso. Anche la fortuna. Sì. Cara, la Cina a livello difficile è un po' forte, ma poco poco. Ho come l'impressione che non riuscirò a portare a casa, che avrò gli argenti sicuri, perché 2 argenti sicuri, ma l'oro la vedo un po' dura. Vediamo. Godo.
Penso che il calcio lo farò nel prossimo, però non so, viene fuori veramente un video troppo lungo, adesso vediamo, ma... It's the forehand back over the net. Plays the forehand there. Beautiful technique with the backhand there. No, a dire che ho fatto il concorso a squadra di equitazione l'ho fatto, però non avendo risultati non ho registrato. La Germania che è andata seconda, quindi ha preso solo un oro, non doppio oro. Ha vinto la Grecia oro, Germania oro e argento, e terzo posto per la Spagna. Quindi non ho tratto fuori la videocamera perché tanto abbiamo capito che non vinco mai. Niente, qua purtroppo è così. Sto anche provando io, ragazzi, ma... non è finita però. Rally starting to build, and just listen to the crowd as he throws in a backspin shot. Forehand keeps Perché sto imparando. backhand across the net. Playing on the backhand. No! No, cosa ha fatto il cinese? Some confidence now. Cosa ha fatto il cinese? Godo. Non è finita. Non è finita. Deve essere... che ho bisogno di ori, cazzo. Cosa ha salvato? Sì. Sì, set point. It's game point now. Can he take advantage with a good solid serve? Crowd starting to get into the game. No. Starts building. Sarà lunga. Smashes it down on the table. Cosa cazzo ha salvato? With the side spin. Where on earth is the point going to come from in this rally? Good movement for the backhand. Ma cosa sta salvando? Backhand. Sì. Great to see. Ancora set point. Some fantastic approach play. Ping pong femminile e poi maschile. Rally starting to build. Awesome defense from both players with this rally. Wow, this is a really long rally now. Dammi il primo set. Ah, Shot goes straight down the middle and he loses that che point. palle. Non devo vincere. Went for power with the smash. Magnificent play with that forehand. Both players really fighting for the point there, but keeping the rally alive. Takes the backspin out the line. Dai, però non sbaglia più lui. Joy to watch. Big swipe for the forehand. Forehand keeps the rally going. Backhand to keep the rally going. Using his backhand shot. Pressure's Dai, really building. terzo set point. And he'll take the point for that. So Sì. game one complete now. So a quick look to Dai. see how that affects the scoreboard. Battiamo i maestri, così no. Cazzo. Così non si fanno i 2 ori, io recupero un oro sulla United States of... madonna. Brutto inizio. Fiori, però... Ho stracciata sul secondo set. Oh, he really is starting to play to the crowd now. And they are responding. What a fantastic point one. Buono. Absolutely fantastic play on court today. The crowd are on their feet with that point one. No chance. Buono, quindi con questi 2 di ping pong finiamo la giornata e il calcio se lo spariamo nel prossimo video, anche se guardo quanti minuti sono, che se sono fattibili
looking to force Adesso facciamo un video lungo, chi se ne frega. Adesso ci ragioniamo. Magnificent work with the backspin there. Great technique on show with the backhand. Ball goes straight Merda. down the line, and he'll lose that point. Risposta da fenomeno. Is quite rightly his after that. Voglio l'oro, Beppe. È fondamentale. There it is, the backhand shot. Just places the ball with the backhand. Full stretch for the forward. Mamma mia. Great smash and the crowd love that. Yes! 2 punti dall'oro irridato. Wow, that backhand, what a joy to watch. No speed lost on the ball there with the backhand. Wow, we really have reached boiling point now with this rally. Will this be a winner with the backspin? Struck that beautifully on the backhand side. No. This rally really Come che started to sbaglia. take now. Precision play with the backhand. Yes. Match point, gold medal point. The excitement is really starting to build in the stadium now. This is it, match point. No, Dio. Handle it there, he didn't have the answers. No, Dio. Vai. This is where it really Che counts. palle. For the game now. Rally starting to build. Both players determined to keep that ball in play. What a remarkable rally, and it really is going to be crucial to Buono. the point after this. Oh, he's just starting to frustrate his opponent that little bit more. He takes the point and he's building in confidence. No. Che palle. China to serve. 8-7. So the rally really starting to take shape. Neither player prepared Dai, to però. on this rally. He's got to be pleased with that. È lunga, è lunga. Fantastic technique on the backspin. Just places the ball with the backhand. What an incredible E rally. chiudiamo. Really loving this. Well, he really is making Match great secondo. table there. Gold medal point. A shot down the line. 9. So the rally's starting to take shape. Dai. Both players really matching each other now with this rally. What a remarkable rally. Sì. And it really is going to be Gold medal point. after this. Ok. Grande oro italiano, non me l'aspettavo. Cina si becca solo un oro e non doppio. Più l'argento, va bene. Joining us here at the table tennis. That's all we have time for. Non mi dice altro però. Allora, vabbè, Francia. Sempre la scuola di casa. Mi pare che anche l'anno scorso avevo fatto così. Adesso, per non rendere però troppo lungo, scusate, ma faccio un set. Chi vince il primo set ha vinto, eh. È un rischio perché posso anche perdere, le partite sono tiratissime, ma diventa troppo lunga se no. Plenty of crowd support here. Magari ci facciamo anche il calcio, se no ne farò un video eterno. Facciamo col calcio femminile. Però non uso FIFA. Good use of the table. In tutto su PES, che mi diverto molto di più. No. Loses the point there with a shot straight down the line. 1-1. Crowd starting to get into No. the rally Calma, perché non sono 7. Per non fare un video lungo. Couldn't return that Adesso shot down the non line. sprechiamo. Visto che possiamo fare l'oro. Ecco. L'ho detto, se perdo non faccio il secondo. Tamocari. Proprio adesso far da cagare. Dai. Sveglia come. Oh, he's got to be disappointed with that forehand. Ball's kept alive Bravo. on the side spin.
Slows the rally down with a backspin. Bravo. Niente, non gira proprio. Non gira proprio. Ha fatto un miracolo a vincere l'oro prima, ma non è che i miracoli esistono 2 volte. Sì. Trailing there after that point loss. Dominio Cina a 2 punti dalla vittoria. Between the two players now. A 2 punti dalla vittoria. Rally starting to build. Forehand back across the net. Good. Dai, che non è finita. The point there. Can he build on it now? Buono. Oh, that really is a great point one. He has to take confidence from that. Neanche mai rimontiamo. Mixes up the rally with his backspin shot. Looking for the point with that forehand. Where on earth is the point going to Dai. come from in this rally? Guarda cosa salva. What a joy to watch. Over the net with a forehand. Using his backhand shot. Sì. Great work to take the point. Now Grande rimonta. from here. Well, after all of that, they get Non ho parole, sono anch'io a 2 punti dalla vittoria, dai. Che rimonta, crowd ragazzi. starting to get into the game as the rally starts Mi building. scopro un campione del ping pong. Stick forehand there. Ragazzi, gold medal point. We're on game point now. Surely he's going to take it with this serve. So the rally really starting to take shape. Absolutely no room for a loss of concentration now. What an excellent Gold medal point. we've just Tolghi 2 ore alla Cina, ci vediamo con il calcio olimpico. Ragazzi, iniziamo con il torneo olimpico. Tabellone casualissimo. E andiamo. Cominciamo con l'Australia. Turno che si può agevolmente superare. Che siamo a livello massimo. Sarà dura che l'Italia è un po' una merda, ma va bene. Non è tanto Zaniolo, ma dalla berrella. Mamma mia. Viene un po' da piangere, va bene. Acerbi anche no. È una squadra un po' vecchiotta, però nel senso... Vabbè, andiamo così e speriamo. Immobile. C'è uno meglio di Immobile? No. Vabbè, usciamo al primo turno, Fei. Vai. Vai, raga, si parte. Prima partita del calcio olimpico. Vai al Velodrome di Marsiglia. Si parte, Beppe. Calcio olimpico, ma solo sul Commenda Television. Barella. Vai Chiesa, vai, bisogna fare l'oro anche nel calcio, è fondamentale in tutti gli sport perché con i bonus è dura. The matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. First day of the competition. Yo-yo-cho. A special day and a cause for universal optimism. Do you know, I think that's true, Peter. I think fans and players will... But no. there's a definite fell there. Occio. Bravi, dai. Sai che ci involiamo. Vai Ciruzzo. Out to the left it goes. Immobile. Ciro Immobile. Now it's Barella. Barella. the pass is Vai Nick. Fagioli. Barella. Barella. Delicate. Fuori gioco. And he's straight offside.
Ricordo sempre che l'equitazione l'abbiamo fatta, non l'ho registrata perché non aveva senso, mamma mia. Tanto so che purtroppo non vinco. Germania non vince l'oro a doppio, ma solo l'oro della specialità. Germania oro, Grecia oro, che incredibilmente ha vinto, e il bronzo alla Spagna. Quindi ricordato, il concorso di equitazione è finito così. Ma adesso pensiamo al calcio olimpico. Barella, 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 Barella. Ciro, gol. Grande Ciro. Perhaps deserves a little bit of sympathy here because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. Italy, they have what they wanted, the first breakthrough. Il calcio olimpico è meraviglioso. With the opener very much in mind, and this augurs well now. Faccio. Now then, the ball's come loose, and he whips it in. Another header, but again the same outcome. Well, there's nothing wrong with the service. They've just been very wasteful in the No. He is just caressing the ball. Australia, Fallo. a free kick. Va bene. Incredibile, pareggio dell'Australia, non ho parole. Noi facciamo solo una partita, se no viene veramente lungo, e riprendiamo nel giorno 7 e facciamo le restanti. Se no veramente diventa lunghissimo, attenzione. Fagioli, Fagioli subito! Bello. Male, male, male. Fantastic excitement towards the end of the half there, and a last-minute chance that really should have been converted. Well, the scoreline indicates a pretty tight game, but there has been a lot of action in it, and it has been an exceptionally good watch. The score at half-time, 1-1. Oh, so raga. Already back underway here. Signori, è iniziato il calcio olimpico. Subito colpo di scena, pareggio dell'Australia. Driving on and making good progress. Oh, that's a key interception. Barella, who's set up one goal so far. Dai, Chiesa. It's a good run down the left Bravo. side. Bella, non è fuori gioco mai. No. Immobile is Peccato. offside. Posso, ragazzi. Looks Vabbè. yeah, referee's given it. Va bene, sto zitto che è meglio. Occhio. Bravo Donnarumma. Il nostro Donnarumma, ma stiamo pareggiando al primo turno. L'Australia non ha bonus qua del nuoto. Immobile. Now it's Verratti. Buona azione. And he cuts out the supply. Peccato. Perché non usciamo al primo turno, perché sarebbe una vergogna. Perché secondo me ho avuto fortuna con il calcio alle Olimpiadi. Chiesa. Vai Chiesa. Chiesa, Chiesa. Dai. And that has been cleared. Bravo Nick. Peccato. And they've switched it over to the other side. Rapidly approaching the end. It does seem we're headed for extra time here, unless of course there is one Brutto fallo. dramatic twist. And the whistler's gone for Era a ovvio. nice challenge there. Marco Verratti. The referee and got himself a yellow card for his troubles. And that has left Dai, cerchiamo di portare. Vai, contropiedone mostruoso. showing a good Nick, level of intensity. Nick contro tutti. Fa l'espulsione anche, dai. It is a foul. Rosso, dai. Per piacere. Dai. Straight red card. His body language here is a bit grim. It is not looking great at all. Vai Dimash. Australia are down to 10 men. Dimash. He's having a go. Niente. Una merda. Who's gonna get there? Immobile. Fuori gioco. Side.
Però con l'uomo in più dobbiamo attaccare. Barella powering forward. Buono. Dai, chiediamo a vincerla. Di Marco. Ma non perderla però. It's come loose. Barellino. Gol. Non ci credo. A reprieve, albeit perhaps momentary. Incredibile, ho dei tempi supplementari. No? Oi? Scalvini. There's a sharp little ball here. Peccato. Supplementari, pazzesco. We will be back for Pazzesco. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle. Easy è finito. So let's hope that there's still plenty of energy about it. Zaniolo è finito. So all square. We need a winner. and Raspadori, che bello. extra time. Bella squadra che abbiamo. Vai. Stern test Andiamo a chiuderla, grazie. endurance for the character of the players as we head into Raspa. extra time. Per Politanos. No, non ci credo. Much on it, and that's the keepers. Tutti in avanti gli australiani nonostante l'uomo in meno. Donnarumma is there to clear. Ok, no. Probably anticipates. Looking to break out here. Australia needed that. Non riusciamo a sfondare. Needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was started. Dai, per la superiorità numerica non possiamo non passare il turno con l'Australia. Ancora fuori gioco, Dio Madosca. I think that's offside. Yes, it is. Pippi. Reaches half-time. Andiamo fuori ai rigori. Non ho parole. 15 of an extra 30 have also gone, and the search for a winner is still. Tutti in avanti anche noi perché Truly, this is a punishing. ai rigori è troppo un rischio, Fioi. The outstanding question, the only question, is there still room for one? Disastro last però. And we are Tutto quello che poteva andare male è andato male. Quante volte sono uscito al primo turno nel calcio olimpico, ma è una medaglia persa però, Fioi. left in the tank now. No, bravi. To the area. And the counter is on. Brutto errore. Moved on forward. Ma è finita. Attenzione, rischio che riperde. Non ci credo. That's a pretty finish. That's incredible. And that may just do it. That looks like a preconceived. Il calcio olimpico per me è una chimera. Having turned the game on its head, now can they hold out? Neanche il non ho parole. Fuori subito. Finiamo la giornata senza fare altre partite. Nel calcio maschile, nel calcio femminile abbiamo perso subito. Non ho parole, ci vediamo per le medagliere, anzi vediamo come finì. Non ho parole. La sfiga che ho col calcio è pazzesca. Vediamo le medaglie. Allora, la Svezia vince l'oro. E a Sweden. Allora, Svezia, Olanda e Senegal. It's incredible. Raga, ci vediamo per le medagliere. Raga, ecco il medagliere che fa un po' meno paura. Bellissima sfida. Fino alla Gran Bretagna, la Cina, per carità, c'è ancora da capire cosa può vincere, ma fino alla Gran Bretagna tutti possono vincere il medagliere. USA 29 ore, Italia 26, Germania 25, Francia 20, Gran Bretagna 20, Cina 14, Giappone 11, Australia 9, poi via tutte le altre, Olanda e Belgio, bellissimo derby, Spagna un po' in risalita, Corea in risalita, Svezia molto bene, Russia sempre là, sotto addirittura Belgio e Olanda, e poi via tutte le altre per un medagliere incredibilmente lungo, e la cosa mi piace tanto, ma qua totale di medaglie vince gli Stati Uniti per il momento, ma noi ci siamo e il calendario ci vede con, attenzione, doppio nuoto ma a Pechino, quindi sarà un po' diverso secondo me la questione. Dopo tennis misto, calcio maschile, vediamo, pistola, qua possiamo far bene,
equitazione, sono 2 gare, queste le vediamo tramite PlayStation 2, doppio golf e ciclismo, quindi bellissimo, però la divido in 2 giorni, comincerò, guarda, lo dico già, nella giornata 8 la divido in 2 con calcio, tennis e golf. Ci spariamo queste col prossimo video. Raga, un saluto dal commendatore veneziano, purtroppo ho perso il calcio con il calcio femminile subito, la cosa non mi piace. Ciao!